Buonasera, ore 19 e quasi spaccate, un minuto dopo le 19, siamo pronti per il nostro nuovo incontro. Buongiorno a chi è qui con noi, che poi saluteremo con i messaggi che appaiono su Facebook, e un altro appuntamento di Io resto a casa Shakespeare, parte seconda. Questa volta lavoriamo su un testo importante, non dei più noti, un testo che diciamo apre anche a significativi ragionamenti tra potere, sesso, e quindi una commedia, perché poi finisce bene, ma che lascia veramente, fa palpitare il cuore, soprattutto per una serie di cose che è in grado di aprire nei ragionamenti. Ma non sono io a proporlo, io faccio solo da ospite che accoglie a casa Shakespeare i nostri due artisti di oggi, che sono, ciao, buongiorno e benvenuti, eccoci qua, sono Giulia Roversi e Gabriele Barbetti. Eccolo qua, facciamo un primo piano, anche se mi avevano detto di non farlo, invece già cambia già tavola. Esatto, Gabriele Barbetti, attore anche di Casa Shakespeare, ha recitato con noi nel 400° anniversario della morte di Shakespeare nel 2016 nei I Due Gentiluomini di Verona, e invece Giulia Roversi di Muso Dance Theatre Company ha seguito, diciamo, con noi all'interno del nostro spazio, il Teatro Satirov, sia la formazione di Casa Shakespeare, ma sia anche la creazione delle loro splendide coreografie, i loro splendidi progetti di teatrali di formazioni appuntate all'interno del Satirov, e che per questo sto parlando come veramente un treno al massimo della velocità. Questo si è prestata a essere con noi nel ruolo di attrice e nel ruolo di raccontatrice, anzi mi viene da dire, per questi appuntamenti che vedono appunto 10 coppie di artisti di Casa Shakespeare raccontare 10 opere scelte da loro. Mi viene naturale chiedervi perché avete scelto Misura per Misura. Chi di voi vuole rispondere? Mi prendo l'onore di iniziare, se Giulia è d'accordo. Ma certo. Principalmente è stato un colpo di fulmine qualche anno fa. Questo testo l'ho visto per la prima volta al CSS, Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, a Udine, al Teatro Giovanni da Udine, con la compagnia di Eros Spagni. Diciamo un allestimento classico ma originale, del quale mi sono completamente innamorato. Tra i vari dialoghi, poi ovviamente ho pensato un po' alle nostre età e le nostre interazioni, e credo che appunto mi abbia carpito un po' il dialogo appunto tra Claudia e Isabella, che adesso andremo a eviscerare. Però appunto Misura per Misura è uno spettacolo non proprio chiarissimo negli intenti di dramma o tragedia, infatti è anche definito spesso problem play, tragicommedia, commedia oscura, quindi ha tutto questo ibrido e ambiguo in ogni personaggio. Un po' come appunto ho voluto mettere questa vignetta un po' satirica di Vauro in copertina, proprio perché appunto il giudice si fa imputato, l'imputato si fa giudice, la fede, la fiducia nel divino viene messa a dura prova, insomma ci sono vari sviluppi. Tutto parte misura per misura dalla citazione della frase di Matteo che vedete nella presentazione. Non giudicate per non essere giudicati, perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati ovviamente a vostra volta, e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Ovviamente Isabella è il tramite, ma adesso andiamo un po' a vedere com'è la genesi dell'opera, ovvero con quello che sono riuscito a reperire online, perché la mia biblioteca al momento è da un'altra parte. Allora, Gabri, prima di farti partire con la presentazione, ci tengo a sottolineare due cose: che come al solito utilizziamo gli strumenti che abbiamo a disposizione, siamo a casa, talvolta isolati rispetto a casa. Gabri, tu in questo momento esattamente dove sei?
Io sono a Bologna, chiamo da Bologna, dalla mia casa. Ho appena fatto un trasloco, quindi sono qua con un Cioè, coinquilino. vogliamo ricordarlo, Gabriele, un attimo prima del lockdown aveva fatto il trasloco, quindi si è trovato improvvisamente pieno di scatoloni con metà roba trasportata e magari metà no, a dover gestire una situazione che poi si è prolungata fino ad oggi, quindi di certo non facile. E Ho quindi per ancora una questo... scrivania in auto al momento. e no, dico, assume valore, ancora di più valore il tempo che hai dedicato, diciamo, a questo racconto. Ultima cosa che ci tenevo a dire, la scelta, intanto è stato simpatico che io ho fatto gli accostamenti, gli accoppiamenti, ma poi ciascuno ha dovuto scegliere il testo non solo in base ai suoi desideri, ma anche in base al partner che aveva, e quello che ha anticipato appunto Gabriele, ed è stato interessante perché tutta questa operazione, e lo ripeto ogni sera, è un grande esperimento in cui ci mettiamo in gioco noi come interpreti, noi come struttura, attraverso un mezzo che è quello dello streaming, che ci isola. In questo momento ciascuno è nelle sue case, ma che ci crea una relazione diversa. Stiamo studiando, stiamo vedendo che ci azzecca con il teatro e vediamo come si riesce ad entrare in relazione. Mi permettete solo un attimo e intanto saluto Licia che è sempre presente. Grazie Licia, ci fa piacere sentirti, ma vedo che poi ce ne sono altri già collegati e pian piano andremo a raccontare anche loro. E un'ultima cosa invece personale, mi riempie il cuore, ringrazio per questo Giulia e Gabriele. Anch'io sono rimasto, mi sono innamorato di quest'opera vedendola in scena, in questo caso a Londra, la Royal Shakespeare Company prima, un paio di anni dopo il Globe, la produzione del Globe, allo Shakespeare's Globe, e entrambe mi hanno riempito proprio di quegli intrecci in cui si fa fatica a capire qual è il confine, in cui la parte di commedia e anche l'happy ending ha un po' di amaro in bocca, ma anche appunto ciascuno dei personaggi ha un punto di rottura, diciamo una crepa, una fragilità che lo rendono profondissimo. Infatti sono contentissimo, è un testo che ho avuto la fortuna di mettere in scena come in forma musical con Sole d'Arte, e mi piace sottolineare che le musiche, il grosso delle musiche erano quelle di Zucchero, no? Sesso, potere, mescola spesso e volentieri, però ecco, è un testo sul quale sicuramente nei prossimi anni Casa Shakespeare metterà le mani. Basta, io ho parlato anche troppo, lascio allora a Gabriele raccontare la presentazione, raccontarci appunto questo misura per misura, e prego Gabriele, a te. Beh, appunto, come dicevo prima, le fonti sono abbastanza chiare, sono più o meno contemporanee di Shakespeare, ovvero si parte, se possiamo andare con la seconda slide, da un Filanira del 1556, che è una tragedia latina di Claude Rullier, quindi tutti contemporanei. E che è la parte francese, un quinto racconto della ottava decade degli Ecatommiti del 1565 di Giambattista Girardi Cinzio, e Promos e Cassandra di George Whetstone, comunque sempre poco prima, insomma, quel quarantennio prima della presunta pubblicazione del 26 dicembre 1603. Adesso, appunto, queste fonti sono semplicemente perché da Filanira viene tratta una novella, da una novella viene tratta la tragedia latina, invece dal racconto viene tratto un dramma in Cinzio, e quindi sono un po' intrecciate, sia la trama che le situazioni, soprattutto in Filanira, per esempio, tra Claudio e Isabella sono fratello e sorelle, sono fratello e sorella in Shakespeare, invece in Filanira sono marito e moglie. Ma adesso andiamo a vedere la trama. Innanzitutto partiamo da una Vienna immaginaria, andando alla terza, esatto, slide, una Vienna immaginaria, perché è solo un'ambientazione appunto che figura per Shakespeare
per un intreccio iniziale. La trama inizia con Vincenzo, che è il duca immaginario appunto di questa immaginaria Vienna, che decide di andare o comunque dice di dover andare in Ungheria per motivi diplomatici. Invece si traveste da frate, si fa chiamare Fra Ludovico, per testare Angelo. Angelo è il vicario, il vice sindaco di Vienna, che viene incaricato della giustizia e del poter gestire tutta la città. Angelo comincia. All'inizio Angelo era una persona retta, insomma, sano, puritano, in quella direzione lì. Poi appunto la prima cosa che fa è condannare questo giovane che è Claudio, un giovane che ha messo incinta una giovane ragazza prima di sposarsi, quindi lo condanna a morte. Lucio, che vuole molto bene a Claudio, del suo migliore amico, Lucio si ricorda che Claudio ovviamente ha una sorella novizia e la fa chiamare, ci parla e cerca di convincerla, e la convince a parlare con Claudio in prigione, in modo che Claudio sappia che ha una sorella che probabilmente può aiutarlo. Però Angelo cosa fa? Siccome la sorella va prima da Angelo e gli chiede la grazia per suo fratello, purtroppo lui gli dice: io non farò la grazia a meno che tu non mi conceda la tua virtù. La suora, la novizia, dice ovviamente no, si reca dal fratello per dargli la notizia certa, perché lei è sicura, almeno fino a quando non incontra il fratello, della sua decisione, che è un no categorico, imprescindibile dalla situazione. Quindi, appunto, adesso noi andremo. Ho illustrato la prima parte della trama, andremo a interpretare l'atto terzo, la scena prima, ovvero la prigione, dove Isabella incontra Claudio per dargli la notizia che non succederà quello che Angelo aveva paventato in precedenza. Quindi Soli, se vuoi mettermi la diapositiva 5, e possiamo cominciare, direi. Allora sì, ci siamo. Io approfitto allora per lasciare qualche istante ai due interpreti per prepararsi, e mi piace ricordare appunto che Angelo è un fervente religioso, convinto appunto della bonarietà delle sue scelte per una Vienna che viene immaginata molto lussuriosa, e quindi anche questa condanna a morte diventa una condanna a morte esemplare, no? Un riferimento, un modo per creare un'abitudine per cancellare appunto l'abitudine lussuriosa o lasciva con cui, almeno dal punto di vista di Angelo, Vienna in questo momento sta vivendo. È vero che lo stesso duca ha un po' questa percezione, tanto che nel suo travestirsi da frate trova un espediente per mescolarsi alla gente e capire effettivamente qual è il modo di sentire e di vivere della gente, e se il suo potere o comunque l'istituzione viene recepita in senso positivo o negativo. Comunque vedo che i nostri interpreti sono pronti. Atto terzo, scena prima, quindi abbiamo Claudio e Isabella, fratello e sorella, Claudio in prigione condannato a morte e la sorella novizia che forse può fare qualcosa per lui. Sorella mia, che conforto mi porti? È buono, come tutti i conforti. Anzi, direi buonissimo. Il signor Angelo ti vuole spedire lassù, dove sarà in eterno suo compagno. Pertanto converrà che ti prepari in tutta fretta. Partirei domani. Non c'è proprio rimedio? No, tranne che per salvare una testa non si voglia spaccare in due un cuore. Un rimedio c'è allora.
Come no, fratello? Tu puoi vivere. Tu puoi vivere. Il tuo giudice, infatti, si è infiammato di una tale diabolica clemenza che, se per essa tu lo implorerai, ti farà salva e libera la vita, ma ti incatenerà fino alla morte. Condanna a vita? Tale che, se tu mai vi consentissi, scorticherebbe l'onor tuo dal tronco che ti riveste, lasciandoti nudo. Fammi capire meglio. Oh, Claudio, Claudio, ho paura di te, fratello mio, e tremo di paura al sol pensiero che tu possa desiderare di vivere in un perenne stato di inquietudine e preferire ad un onore eterno 6, 7 inverni in più di quella vita. Avrai il coraggio d'affrontare la morte? Perché mi attribuisci un tale obbrobrio? Credi tu che la mia dipartita possa attingere forza da infiorate espressioni di pietà? Se è stabilito che io debba morire, andrò incontro alla tenebra come a una sposa e me l'abbraccerò. Ecco, adesso ha parlato mio fratello. Sì, tu devi morire. Tu sei di troppo nobili natali per pensare di conservar la vita al prezzo di un indegno compromesso. Questo vicario è un vero diavolo. Chi? Angelo il Puritano? Ci credi, Claudio? Se io volessi cedergli la mia verginità, tu andresti libero. Oddio, ma non è possibile! Ed in cambio di questo turpe oltraggio, lui ti darebbe perfino licenza di seguitare e offendere la legge. Stanotte stessa dovrai consumare quello che aborro sol di nominare, altrimenti domani tu morrai. No, no, Isabella, tu non lo farai. Oh, si trattasse pur della mia vita, la getterei tranquillamente via come fosse uno spillo per ottenere la tua liberazione. Grazie, cara Isabella. Claudio, preparati a morire domani. Sì, ma davvero ci sono tali maniere da menare la legge per il naso nello stesso momento in cui la impone? Allora questo mio peccato non è tale, o dei 7 mortali è quello minore. Che dici, mio fratello? Morire è una cosa terribile. E una vita di vergogna è odiosa. Sì, ma morire è andare non si sa dove, e giacere in gelida rigidità e marcire. È troppo orribile. La più squalida delle vite è sempre un paradiso in rispetto al pensiero della morte. Sorella cara, fa che io viva. Qualsiasi sia la cosa che tu farai per salvare tuo fratello, la natura sarà così clemente da trasformarla in una virtù. Che bestia sei! Tu, vile codardo, senza fede, misero mortale disonesto, vuoi dunque tu recuperarti uomo con la mia turpitudine? Io ti ripudio, muori! Sii dannato, se tutto quello che dovessi fare per liberare te dal tuo destino fosse una semplice genuflessione, lascerei che il destino si compisse. Dirò 1000 preghiere perché tu muoia, non una parola mi uscirà dalla bocca per salvarti. Ascoltami, Isabella, ti prego. Obbrobrio, obbrobrio, il tuo non fu peccato occasionale, il tuo un mestiere. È meglio che tu muori quanto prima. Isabella! Eccoci qua. Grazie, grazie, grazie Gabriele. Grazie a voi. Grazie Giulia. Grazie, ci tenevo a diciamo raccontare un po' l'ultima parte di quello che è questa storia molto accattivante, molto dinamica e come avete detto frizzante. Quindi dirò 2 parole, ecco. Finito questa parte, cosa succede? Allora, in carcere il duca, travestito da frate, portando conforto ai condannati, viene a conoscenza del ricatto e decide di far luce sull'intera storia, rimanendo nell'ombra. Consiglia ad Isabella di accettare per finta la proposta di Angelo e di pattuire però un incontro al buio e in silenzio. Poi il duca e Isabella si recano da Mariana, la promessa sposa di Angelo, ripudiata in passato per ragioni di dote, e la convincono a concedersi ad Angelo, in gran segreto al posto di Isabella.
per riottenere così il suo onore. Lo scopo del duca è ormai quello di accertare la verità e smascherare il suo vicario. Ma dopo l'incontro notturno Angelo non mantiene la sua promessa e ordina al Bargello di tagliare la testa a Claudio prima dell'alba. Il duca riesce a convincere il Bargello a salvare la vita al condannato e a tagliare la testa ad un uomo morto di febbre in carcere. Poi annuncia il suo ritorno e nella grande scena finale riunisce tutti e, con prove inconfutabili, svela d'arte l'ignobile misfatto di Angelo, svergognandolo pubblicamente e compiendo finalmente giustizia. Così Angelo viene dapprima condannato a sposare Mariana per riparare al suo onore e poi perdonato. Ecco questo come si svolge il proseguirsi rispetto al dialogo. Bene, molto chiaro, così almeno abbiamo anche reso omaggio alla nostra intenzione di raccontare anche la storia, e dicevamo appunto una storia molto particolare, no? Anche nella quale il lieto fine è un po' un accontentarsi che le cose si mettano a posto, giusto? Vedo Gabriele, Claudio. Io quando sono uscito per la prima volta dallo spettacolo è stato uno dei spettacoli che mi ha scosso di più, proprio alle fondamenta, perché fa uscire degli interrogativi pesanti e ambivalenti su tutti i fronti, quindi proprio è un terremoto, un po' come in questi giorni noi stiamo vivendo nelle nostre case. Però sì, mette in discussione la fede, soprattutto questo Claudio che all'inizio dice sì certo, carissima sorella, tu non dovrai dare via la tua virtù come i precedenti eroi romantici facevano, soprattutto si immolavano, davano la loro vita per la virtù. Lui invece ci prova, no, dice no, scusate, io sono cioè, se posso proviamo a uscire da qui, ama la vita. Io mi muovo. No, io volevo ringraziare Gabriele che mi ha fatto scoprire questo testo, me ne ha parlato così come ne ha parlato qua con voi, e devo ringraziarlo perché ha fatto un grande lavoro, e se abbiamo portato in scena questo è grazie a lui e grazie a te Solimano e a tutto quello che stiamo tenendo in piedi in questo periodo difficile, per cui io volevo dire grazie a tutti. Non posso ringraziare tutti per nome e cognome, altrimenti finiremmo domani, però il grazie è rivolto veramente a tutti quanti. Va bene, dai, però qualcuno lo ringraziamo. Allora vi faccio vedere Licia, appunto, che ho salutato anche prima. Ciao, e ci segue, che vi saluta. Ha fatto poi un bellissimo grazie Licia. Gli accoppiamenti, devo dire, hanno avuto un loro tempo di riflessione. E poi ti fai complimenti, Gabriele, sempre Licia, per la spiegazione, insomma, e poi arrivano i complimenti del nostro cast, Beatrice Zuin, ancora Licia e poi Igino Manganotto, che questa volta è riuscito a connettersi fin dall'inizio, perché ho visto, sei stato il primo che è entrato live, e quindi mi fa piacere che ci segui anche oggi. Allora, niente, noi siamo in conclusione. Il progetto è un progetto di studio, di approfondimento, di sperimentazione, che avrà sicuramente un seguito. Stiamo ragionando su un progetto di festival online che si svilupperà nel giro di un mese e mezzo, forse 2, quindi l'idea è proprio quella di prendere la situazione di emergenza, che è quella che stiamo vivendo, e farla diventare un'opportunità di sviluppo e di coesione con quella cosa ineliminabile che è il teatro dal vivo, quindi nel rapporto vero tra attori e spettatori. Però mi piace ricordare che il teatro, che c'è da 4.000 anni, è passato attraverso il radiodramma, attraverso il cinema, attraverso il teatro dal vivo in televisione, e non è assolutamente morto. Quindi sappiamo di non creare degli ostacoli, anzi, che forse questo può essere uno strumento di rafforzo. Sicuramente da un punto di vista attorale e registico è uno strumento di studio interessante, e appunto usarlo solamente fine a se stesso, invece di provare a dargli forza, no? A dargli una forza maggiore, ecco, mi sembrerebbe banale e riduttivo delle possibilità. Intanto è arrivata anche Gisella, ciao, grazie di averci seguito, e ancora Manganotto, Igino, scusami, che ci saluta.
Grazie, io ci tengo a far vedere appunto anche i commenti dal vivo, perché è un modo per essere in relazione. Il teatro è relazione, noi siamo relazione, ci guardiamo, ci specchiamo, ci riconosciamo negli occhi degli altri, e quindi grazie a chi si mette in gioco da questa parte, ma naturalmente si mette in gioco per un suo pubblico. E questo non è una cosa da non sottolineare, perché il tuo pubblico può essere quello delle 5-10 persone, non deve per forza avere le migliaia di spettatori. Ci sono, siamo tutti felici, come dice Cyrano de Bergerac, se viene il trionfo, ebbene fatti suoi, ma mai essere un come tu mi vuoi. E sono fortemente convinto che adesso, non so, la ventina di persone che ci hanno seguito dal vivo e le altre centinaia che poi ci guarderanno scorrendo, comunque qualcosa gli arriva, qualcosa che potranno decidere di tenere o di lasciare, ma non è questo che fa del teatro una attività commerciale o che provoca una resa, una resa economica. La resa economica del teatro è indiretta ed è per tutta la società. Ci tengo a dirlo in questi giorni in cui appunto si legge di teatri chiusi fino a dicembre, di difficoltà. Bene, pensiamo che questa difficoltà, questa criticità del teatro possa essere uno strumento per dire: il teatro ha senso per la società e non dipende dal numero di persone che seguono il singolo teatro. L'esempio più banale ce l'abbiamo in casa, ce l'abbiamo nella nostra bellissima Verona. Possiamo avere teatri con 20 spettatori o teatri con 10.000 spettatori, ma anche i teatri con 10.000 che dici, caspita, gli incassi ce li avranno, anche loro, senza il sostegno pubblico, senza che la società decida di sostenerli e tenerli in vita, morirebbero. Quindi ecco, una riflessione che apro davvero in questi giorni in cui si comincia a dibattere su cosa sarà il futuro del teatro. Ecco, forse le istituzioni, c'è una necessità che pensino anche a questo, no? Che pensino che il nostro lavoro, che qui e ora stiamo facendo gratis, e approfitto vero per aiutarvi a leggere la sottoimpressione in cui c'è scritto PayPal.me/Casa Shakespeare per le donazioni, per reggere e permetterci di far sopravvivere la struttura almeno fino alla riapertura. Tanto noi, come vedete, ci siamo. Giulia c'è e ci ha dato la sua disponibilità, Gabriele c'è, ma questo per loro è il lavoro, e quindi questo lavoro ha diritto a una remunerazione, ed è quello che cercheremo di fare. Intanto va bene, ci sono anche altri. Oddio, ciao Rossella, sì è vero, te lo sei perso in diretta, ma poi c'è la possibilità di ritornarci, anche perché merita la scelta del testo e le interpretazioni. Noi diamo appuntamento a domani, prossimo io resto a Casa Shakespeare fase 2 The Place, il testo, qui andiamo invece sulla commedia, anche questa con dei risvolti abbastanza ambigui rispetto poi all'happy ending, che però lascia un po' di amaro in bocca. Stiamo parlando di Molto rumore per nulla. Ricordiamo, vero, messo in scena, anzi in versione cinematografica in maniera splendida da Kenneth Branagh, ambientato non Roccalvece, in Toscana, in una splendida, con un cast straordinario, e vedremo cosa ci racconteranno e come ce lo racconteranno Giulia Tomelleri e Michele Bombini, altra coppia che è tutta da studiare. Intanto esatto, e allora lascio un'ultima parola a Gabriele per i saluti. No, sicuramente io voglio ringraziare tantissimo Solimano, grazie di questa meravigliosa iniziativa, e Giulia che insomma mi ha dato veramente una mano, è stata molto disponibile. Donate quanto e quando potete. Io veramente ribadisco sempre che per me rivedere tutti i miei colleghi e fare una cosa insieme non ha prezzo, come dire. Quindi vi ringrazio ancora e grazie. Alla prossima. Assolutamente, condivido appieno. Io ringrazio anche perché questa è una delle prime volte in cui recito, visto che lavoro come coreografa e danzatrice. Devo dire che mi piace moltissimo
E grazie a tutti voi per questa possibilità. Teniamo vivo il teatro in ogni sua sfumatura d'arte possibile e immaginabile, soprattutto in questo periodo, e facciamo sì che possa risplendere e rinascere ancora di più quando il tutto sarà più al sicuro e appianato. Quindi continuiamo così e mi raccomando non perdetevi l'appuntamento di domani e dei prossimi giorni. Grazie a tutti, grazie Soli, grazie a tutta Casa Shakespeare, davvero. Grazie, grazie. Allora mi prendo davvero un ultimo istante per ribadire quello che avete detto anche voi. È un modo per stare insieme, è un modo per stare insieme sicuramente attraverso chi ci segue, ma anche per noi è un modo di ritrovarsi in un unico progetto. 20 attori che contemporaneamente si mettono in gioco in un unico progetto è qualcosa di molto forte, di molto forte. Qui c'è, guarda, grazie Licia, veramente ormai siamo in relazione molto stretta, un investimento vitale, sono assolutamente d'accordo, ed è una cosa che ci fa sentire parte della piccola grande famiglia, no? Che si chiama teatro, questo lavorare assieme. Un saluto finale a Paolo, che anche lui è uno degli aficionados che ci segue, è anche uno dei donatori. E niente, allora appuntamento a domani, grazie a tutti, questa è Io resto a casa Shakespeare, fase 2. Ciao. Ciao. Ciao!